aiutare le piccole imprese ad utilizzare le nuove tecnologie digitali. È l'impegno che Confartigianato si è data perché queste, alla prova dei fatti, possono essere molto utili per la valorizzazione del prodotto artigiano e, di conseguenza, per la crescita delle nostre aziende. Posti esauriti largamente in anticipo rispetto alla data di programmazione. Così è stato per l'evento che Confartigianato Veneto ha proposto, grazie all'ospitalità del Polo Scientifico della Zambon di Vicenza, per offrire alle imprese associate della regione un momento informativo sul commercio elettronico. Un'ampia panoramica su strumenti quali Amazon, Alibaba, Alipay, Marsenco Tribu. Inevitabile l'attenzione da parte degli imprenditori verso queste opportunità, tenuto conto che, solo guardando in casa nostra, sono oggi ben 38 milioni gli italiani che acquistano sul web. E per quanto sia significativo, questo dato in proporzione ci pone molto al di sotto degli altri paesi d'Europa, degli Stati Uniti e della Cina. E per chi può trarre vantaggio dal fascino del Made in Italy, l'e-commerce è un canale irrinunciabile. Partner dell'iniziativa è stato il Digital Innovation Hub di Confartigianato Vicenza, struttura che da tempo opera attivamente per aiutare le imprese associate nell'approccio con le tecnologie digitali, come ci spiega il suo responsabile Matteo Pisanu. Il Digital Innovation Hub di Confartigianato Vicenza è nato proprio per venire incontro alle necessità di supportare le piccole e medie imprese nel percorso difficile di trasformazione digitale. Sono infatti le aziende manifatturiere che rappresentano poi la parte più significativa del nostro PIL e delle nostre esportazioni, ad avere questa necessità di utilizzare in maniera sempre più intensiva le tecnologie digitali che oggi noi abbiamo a disposizione e che possono essere appunto un utile aiuto anche di chi è più piccolo, per chi è più piccolo. Noi eroghiamo diverse tipologie di servizi, ci occupiamo di sicurezza informatica e protezione dati, abbiamo un ottimo servizio che ormai ha 4 anni di esperienza sul tema della strategia digitale e in particolare dell'e-commerce, dove collaboriamo con alcuni player come Amazon o Alibaba per accompagnare le imprese appunto alla vendita online. Abbiamo poi attività nate anche grazie alla collaborazione con alcuni centri di ricerca per trattare un tema che viene visto come ostico per le piccole e medie imprese e mi riferisco in particolare alla robotica collaborativa e all'intelligenza artificiale. Proprio su questo tema abbiamo sottoscritto degli accordi di partenariato con il Competence Center Artes 4.0 guidato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e proprio recentemente con l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Ed ecco alcune testimonianze di chi ha già utilizzato i servizi. Il nome Capodimonte è diventato un po' famoso e usato un po' da tutti per definire lo stile della lavorazione dei fiori fatti a mano in porcellana ed è usato un po' da tutti. Per avere successo, cioè se si vuole vendere, io perlomeno mi sono reso conto di questo, bisogna avere sì determinate caratteristiche, bisogna saper promuovere il prodotto in una determinata maniera, bisogna che le foto siano fatte in una determinata maniera, le descrizioni lo stesso, anche perché il motore di ricerca funzioni, ci devono essere una serie di caratteristiche. Ok, per questo noi abbiamo deciso di rivolgersi a dei professionisti che sappiano cosa fare. Appena abbiamo avuto la possibilità con Confartigianato di avere questo servizio per entrare nel mondo dell'e-commerce con la piattaforma Amazon, abbiamo pensato di cominciare a vendere tramite questo. Stiamo proponendo tutto un insieme, un pacchetto che dà qualità, dà immagine e dà un qualcosa di proiettato nel futuro attraverso questo sistema innovativo che è l'etichetta parlante inserita, affogata dentro l'occhiale. Noi sappiamo fare occhiali, quindi non siamo in grado di affrontare tecniche tipiche del mondo del web, della fotografia, dei filmati, della comunicazione in generale. Questi sono dei veri specialisti.
Noi facciamo un prodotto molto particolare, nel senso che usiamo dei tessuti interattivi molto tecnologici che innescano praticamente un benessere a contatto con la pelle. E più che moda è proprio un modo di decidere cosa mettersi addosso. Ecco, noi proponiamo quello, perché usare una cosa qualsiasi quando puoi in realtà metterti una maglietta che ti dà benessere. Noi abbiamo scelto Digital Innovation Hub di Vicenza. E ci siamo arrivati, ovviamente conosciamo già la Confartigianato, facciamo parte, siamo fra i soci e loro ci hanno proposto questo servizio e noi abbiamo aderito, e devo dire con piacere, con successo. Come dunque il Digital Innovation Hub di Confartigianato Vicenza si pone al fianco delle imprese? In questo anno di attività abbiamo riscontrato da parte delle imprese una forte richiesta di essere accompagnate materialmente nei mercati digitali. Le aziende sanno fare cose, ma spesso non hanno quelle competenze che servono poi per approcciarsi ai mercati online in maniera adeguata. Quello che facciamo noi è proprio questo, metterli nelle condizioni in tempi brevi di poter avere una risposta efficace e di poter misurare, quindi in termini concreti, anche il fatturato.